Eccoci qua con Luigi Chiumento, a te l'onere di commentare questa sconfitta inaspettata per tutti, ma nel calcio ci sta, insomma un gol, un autogol, insomma qualche neanche minuto, forse secondo dalla fine, si vede che doveva andare così. L'amarezza penso che sia tanta. Cosa vi siete detti tra voi nei spogliatoi? Ma nulla, sono cose da accettare, diciamo, fanno parte delle partite, un giorno ti va bene, un giorno ti va male. Siamo stati da un lato sfortunati appunto per questo episodio, ma potevamo essere anche più bravi noi a concretizzare le occasioni avute. Sì, si è visto dalla tribuna troppi errori, abbiamo sbagliato almeno due palle clamorose che sembravano dicessero solo spingetemi dentro, però non è stato così. Si sono visti tanti lanci lunghi a scavalcare il centrocampo, forse ci è mancato un po' di fraseggio, l'assenza di De Cecco può darsi, visto che ha l'esperienza, insomma, ha il suo peso in queste partite. Ma al di là delle assenze, cosa è mancato oggi secondo te? Ma sicuramente ma è mancato tanto l'apporto di Andrea De Cecco, che è lui che ci fa girare abbastanza. Poi Che ricordiamolo il capitano per chi non ci ascolta. Anche per altri vari fattori, non per giustificare, ma il campo magari non ci ha permesso di giocare e certe volte ci ha penalizzato appunto nel concretizzare le occasioni. È mancato anche un po' di fortuna, senza giustificare, ma è mancata così. Andiamo a casa, restiamo a casa al gioco di battute, insomma a 0 punti, però non siamo tagliati fuori, mancano 3 partite. Nel girone di andata abbiamo fatto 7 punti su 9, vincendo con la capolista. Se dovessimo ripeterci sarebbe già un gran successo. L'importante è non andare giù di morale. Ci vuoi rassicurare come ultima battuta sullo spirito di spogliatoio e in questo momento, insomma, da far squadra? Ma sicuramente il gruppo c'è sempre stato fino adesso, come c'è sempre stato l'impegno e come c'è stato oggi, quindi non vedo perché non far bene anche le ultime partite e non portare a casa tutti i punti. Infatti mi è piaciuto che siete andati sotto la curva, siete stati applauditi e avete ringraziato. Sì, grazie Luigi. Grazie.